Per gli interventi chirurgici il robot Da Vinci è il massimo della tecnologia che ci sia in questo momento al mondo e il massimo di questa tecnologia da oggi c'è qui all'ospedale di Portogruaro. La lotta al Covid-19 non è finita, ma la sanità veneta non si ferma e il robot chirurgico Da Vinci, che entra in funzione a Portogruaro, ne è uno dei simboli. Il nuovo macchinario potrà essere utilizzato nelle varie branche della chirurgia e costituirà un vero e proprio rilancio per l'attività svolta da un polo chirurgico che con ogni probabilità diventerà punto di attrazione per pazienti anche da fuori regione, come dal vicino Friuli Venezia Giulia. Il bello di questa tecnologia è che a differenza di tutte le altre il chirurgo non opera sopra il paziente, cioè sopra il letto operatorio, ma opera a distanza. In questo momento potrebbe essere anche il paziente qui a Portogruaro e il chirurgo a Houston, in una città dell'America, perché appunto è a distanza. Questo avviene tramite un sistema per cui il chirurgo lavora su di una console guardando il paziente in 3D, quindi in una massima dimensione, e ci sono i bracci del robot che si muovono invece su 360 gradi. In collegamento video dall'ospedale di Portogruaro, un gruppo di chirurghi dell'US4 esegue in diretta una dimostrazione pratica di un robot che consente di ottenere altissimi livelli di precisione e accuratezza, superando anche la tradizionale laparoscopia, con molteplici benefici per i pazienti. A distanza dal letto operatorio noi abbiamo la possibilità di manovrare lo strumento, poi vi faremo vedere, ma soprattutto abbiamo la possibilità di vedere il campo operatorio tridimensionale. Questi sono i joystick e i pedali che ci permettono di muovere gli strumenti, e con i pedali si può utilizzare tutta l'elettricità che ci serve poi per fare continuare gli interventi. Con questa tecnologia contiamo di fare altri 200 interventi chirurgici all'anno, siamo già a numeri molto elevati, ma intendiamo sfruttarlo proprio al meglio anche per l'alto costo che questa tecnologia ha comportato di investimento per l'azienda di quasi 10 milioni di euro in 4 anni.